Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti. Ve l'abbiamo detto già ieri durante la serata inaugurale, abbiamo già avuto modo di ribadirlo qui ed in altre occasioni. L'obiettivo che ci siamo dati quest'anno con il Pordenone Docs Festival è un obiettivo ambizioso, quello di provare attraverso il nostro lavoro, attraverso i documentari, a cambiare il mondo. Qualche volta sembra veramente un'utopia, un lavoro improbo, anche perché spesso è un lavoro su cui ci impegniamo molto, che ci richiede della fatica, ma di cui non ci sembra di vedere i risultati immediati. Forse perché siamo troppo concentrati a guardare nell'immediato, ma se alziamo lo sguardo, se guardiamo il lavoro che il Festival fa e ha fatto per esempio in questi suoi 19 anni, scopriamo tutte le connessioni, tutti i ponti, tutte le relazioni che attraverso il nostro lavoro, che attraverso il Pordenone Docs Festival, attraverso i suoi film, ma soprattutto attraverso gli incontri che sono nati da questi film, hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. So good evening everyone and welcome. We said it yesterday during the opening event. We have an ambitious objective here at Pordenone Docs Fest. Through documentaries, we want to change the world. It might seem something utopian, but often you work very hard, but you don't see results immediately. But actually, if you look ahead, if you look forward in your horizon, you can understand that you can achieve some results. Over the past 19 years, this is what we have been doing. We have established connections and we have created bridges through hard work with our films, with our meeting. And this is why we believe that we might have achieved an objective. Questa proiezione è un appuntamento molto importante all'interno del festival perché coincide con la consegna di un premio, il premio al coraggio delle immagini, un premio al coraggio di autori, autrici, di protagonisti e protagoniste che hanno scelto di mettere a rischio spesso la loro vita per provare a cambiare il loro mondo. L'anno scorso, nel 2025, il premio al coraggio delle immagini è andato ad Eyes of Gaza di Mahmoud Atassi. Era il racconto, con uno sguardo diverso, con un'altra prospettiva, del genocidio che è in corso a Gaza. Quest'oggi, nel 2026, a un anno di distanza, abbiamo un altro film che ha la parola occhi nel suo titolo, Eyes of the Machine, e un altro sguardo diverso che accende una luce nuova su un altro genocidio, su un'altra guerra, forse meno conosciuta, ma altrettanto subdola e altrettanto carica di drammaticità come tutte le guerre. Tonight, this is a very important screening because it's going to be given an award called the Courage of Images. And this award is given to all authors, writers, directors, and protagonists who want to risk their lives in order to change their world. Last year, in 2025, the same award was given to Eyes of Gaza, a documentary film on the genocide in Gaza. It was a different perspective. That genocide was seen with different eyes. The film of tonight also contains in its title the word eyes, eyes of the machine. It might be a different look, it might be different eyes, but it casts light on a genocide which maybe is less known than the one in Gaza, but is equally important and is equally tragic. E ancora una volta questi occhi e questo volto sono delle donne, di Daya Khan e di Kalbi Noor Siddique, che ringrazio davvero per essere qui con noi e vi prego di accoglierle con un grande applauso. E con loro ci incontreremo al termine della proiezione. And once again, these eyes, these faces are eyes and faces of women, Daya Khan and Kalbi Noor Siddique, whom we thank for being here, and we're going to meet them at the Q&A after the screening. Buona visione. So enjoy the screening. Daya Khan, Kalbi Noor Siddique.
È tutto per voi questo applauso, per il vostro coraggio, per quello che avete saputo raccontarci, per come avete voluto raccontarcelo. E per questo, come anticipavo, siamo molto felici di consegnarvi il premio al coraggio delle immagini in un anno che è anche molto speciale per Cinema Zero, perché anche Cinema Zero è stato insignito del premio di cinema più coraggioso d'Italia nel corso dell'ultima mostra del cinema di Venezia, premio Carlo Lizzani, per il coraggio della nostra azione culturale. E noi vogliamo tradurre questo grande onere, questa responsabilità appunto in gesti concreti come questo. Vorrei chiamare adesso qui vicino a me Paolo Dalle Molle, in rappresentanza dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, e la Presidente dell'Associazione Il Capitello che sostiene questo premio. Facciamo un applauso anche all'Associazione Capitello, che sono venute come sempre in nutrita rappresentanza. Se Paolo vuoi aggiungere qualcosa. Beh, è difficile, innanzitutto grazie per essere qui, di permetterci al festival di essere qui per il premio Il Coraggio delle Immagini, perché come dire, ci siamo insieme all'associazione Il Capitello e sono contenta di essere anch'io una capitella tra le altre, ed è sempre più importante questa parola che ha appena detto Marco Fortunato, cioè avere il coraggio. E il coraggio è quello che ci unisce anche nell'aprire, nel come dire, porgere lo sguardo a dei temi che sono incredibili. E quello che noi potremo essere una volta che usciamo da qui, grazie a questo cinema, a questo documentario, questi e quelli che continuerete a vedere questa sera e nei giorni a seguire, è anche crescere come coscienza civile. E questo riguarda anche il lavoro dei giornalisti e delle giornaliste, ne ho parlato poco prima di arrivare qui questa sera, che svolgono il lavoro sui fronti di guerra, ma anche nel nostro paese, e spesso con grandissime difficoltà. Abbiamo parlato proprio prima delle querele temerarie che bloccano tutto il lavoro d'inchiesta dei giornalisti e delle giornaliste e rendono l'Italia uno dei paesi che ha un livello di libertà di stampa più in difficoltà nell'Europa occidentale, pensate. E questo dobbiamo ricordarcelo sempre, perché questo lavoro che viene fatto attraverso il cinema, attraverso il lavoro giornalistico, e in questo io sento profondamente questo legame, è proprio difendere anche quella che è la nostra libertà e la nostra democrazia. Grazie infinite per questa occasione e grazie a tutti voi per essere qui. Grazie Marco. Grazie Paola. Grazie. Thank you very much for being here. Thank you very much for being here, and thank you for this award, the Courage of Images, and also thank you to the Association Il Capitello for joining us in this initiative, association of which I am a member. As Marco said, the word courage is absolutely key these days. Because you needed to have courage in order to look at and study these incredible topics. What these documentaries can do for us is to increase our social awareness. And this is what journalists try to do every day in their job. Both journalists who work in countries at war, and also journalists that work here in Italy and that have great difficulties sometimes. Because sometimes we journalists are blocked in our investigations. Italy, as a matter of fact, unfortunately, is one of the Western countries where freedom of press is most jeopardized. So I believe that journalists do have a very close link with cinema, because together we are trying to defend our freedom and our democracy. So thank you very much for this opportunity and for this wonderful award. E vi consegno il premio Coraggio delle Immagini 2026 del Pordenone Docs Fest. So, the award, the Courage of Images 2026 by Pordenone Docs Fest.
E adesso vorrei però approfittare anche dell'occasione di avervi qui con noi per chiedervi alcune cose partendo proprio da Daya. E, tu sei un artista poliedrica che si confronta, ha sperimentato molte forme d'arte, dal cortometraggio alla fotografia, alle installazioni, hai esposto in grandissimi musei del mondo. Questo però è il tuo esordio al documentario, al lungometraggio documentario. Quando hai incontrato la storia di Kalbi Nur, quando hai capito che questa era la storia giusta per sperimentare questa forma di espressione artistica? First of all, thank you very much for this award. I consider this award purely for Kalbi Nur because if you speak of courage, she is the most courageous woman I've ever met in my life. And thanks very much to the Pordenone Festival for inviting us and for this great honor of receiving this award. Prima di tutto desidero ringraziarvi veramente di cuore per questo premio che va soprattutto a Kalbi Nur perché è lei la persona che ha avuto coraggio e quindi grazie al Pordenone Docs Fest per aver insignito il nostro film di questo premio. And for me, this story started with my own family history because both my parents were Jewish children during the Second World War. And so I grew up with the idea that the world can change in a day, and you don't know at which end of the line you will end up based on ethnicity, race, religion, and so forth. Per me questa storia ha avuto inizio con la mia famiglia perché entrambi i miei genitori erano bambini ed erano ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi ho imparato nel corso della mia vita che il mondo e la storia possono cambiare da un giorno all'altro e quando cambia non sai mai da che parte ti puoi venire a trovare, non sai mai quale sarà il risultato finale a seconda del gruppo etnico a cui appartieni, a seconda della religione o a seconda del tuo credo. And therefore I'm always interested in discovering how these things can come about. How does one group ostracize another? How does a regime function and make this happen? And how does the system of propaganda and indoctrination really work? E per questo sono sempre interessata nel mio lavoro a scoprire come queste cose possono succedere, a capire in che modo un gruppo possa ostracizzare un altro gruppo, in che modo possa funzionare un regime e in che modo la propaganda possa imporsi. And I made some films about Putin's Russia, and I'm always reading about these kind of systems and how they come about. So I came across the story, the horrendous story of the Uyghurs, and then at some point I realized that there was a woman living in my country, in the Netherlands, who was a first-hand witness to this story, and who is one of the few people in the entire world who has the courage to speak about it because it has so many consequences. So then I decided I just have to meet her, and the way I work is I just jump in. So I contacted Kalbi Nur, we started speaking, and she was kind enough to let me into her life and to share her story with me. Ho fatto dei film sulla Russia di Putin e ho sempre letto di questi regimi totalitari e del modo in cui riescono ad imporsi. E poi un giorno ho scoperto l'orribile storia del popolo uiguro e sono venuta a scoprire che c'era una donna di questo gruppo etnico che viveva in Olanda, nei Paesi Bassi, e che aveva vissuto in prima persona appunto questa orribile tragedia. E ci sono pochissime persone al mondo che hanno abbastanza coraggio di dare voce a questa tragedia, anche perché parlarne ed esporsi significa avere delle conseguenze che possono veramente impattare sulla propria vita. E di conseguenza, come sempre faccio,
diciamo che mi sono tuffata appieno in questa storia, l'ho contattata e lei è stata molto gentile nei miei confronti, mi ha ascoltato e ha condiviso volentieri la sua storia con me. Grazie, è molto interessante anche come hai scelto di raccontare questa storia con materiali diversi. Volevo sapere come li hai selezionati, come li hai poi uniti insieme per creare anche questi piani collettivo e individuale che si mescolano nel film. Yeah, that's a good question. It was a long journey. It took me 3 years to make this film. So I just started talking to people, getting to know people within the community, and they started sharing images that they had on their phones. I contacted some professors, for example, someone who knew about the twin family policy. So there was a lot of research, talking. But it was very important for me to, because I think it's very interesting how the same media help us, on the one hand, the Uyghurs to get the story out there, but the Chinese government uses the exact same channels to tell the opposite story. So I wanted to show how the propaganda system works and oppose Kalbenur's story to the propaganda, but also to the leaked footage and photographs that are going through the internet. So it's also to show how, how this false information, fake news, how this whole system works, in keeping the Uyghurs oppressed. Ottima domanda. Diciamo che è stato un lungo viaggio, ci sono voluti 3 anni per fare questo film. Ho parlato con molte persone, ho incontrato la comunità, queste persone hanno condiviso con me delle immagini che semplicemente avevano sul loro cellulare. Ho anche incontrato un professore che mi ha spiegato esattamente che cosa fosse questa Twin Family Policy, questa politica della famiglia gemella attuata dal governo cinese nei confronti del popolo uiguro. Quindi diciamo che alla base del film ci sono state molte ricerche e molti incontri personali proprio con le persone che mi hanno informato della situazione. E sono sempre molto interessata a mostrare queste 2 facce. Da una parte il modo in cui possono essere utilizzati i social media per aiutare a far conoscere queste storie al mondo intero, e dall'altra parte come gli stessi social media invece possono essere utilizzati in maniera opposta dal governo cinese, dando una impressione e una versione completamente diversa. È proprio qui il mio interesse per la propaganda, come si sviluppa la propaganda e come le informazioni false e le fake news possono influenzare il popolo uiguro e continuare a tenerlo oppresso. Credo che con il tuo lavoro tu abbia dato un grande contributo, abbiate dato un grande contributo. E volevo chiedere a Kalbenur, che ha appunto con enorme coraggio accettato di mettere a disposizione la sua storia, la sua testimonianza, che cosa si aspetta anche come esito appunto di questo suo coraggio, cioè se questo vuole essere un invito per altre persone a mettersi in gioco come ha fatto lei, a testimoniare quello che sta accadendo, se vuole essere anche un'azione invece più larga a livello politico, o magari entrambe le cose. La traduzione. Abbiamo una traduzione dall'uiguro all'inglese al telefono. Aldı bilen Assalamu alaikum. Hürmetlik hanımlar, efendiler. Bugün bu yerde yani İtalya'nın güzel tarihi şehri olan bu şehirde cesaret obrazı mükafatına erişimiz. Bu biz için çoğun bir şeref. To be here, awarded here, and we are proud of it.
It's a bit complicated. Siamo molto felici di essere qui e siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio. Mən Mən bu münasibət bilan aldı bilan şu vətənim Uyg'uriston, Sharqi Turkistonda Xitoy ishg'oliyati ostidagi shu chorasiz qolgan xalqimga va shu zaminning asli egasi bo'lgan Uyg'ur xalqimga manfaatli bo'lsin, ham shularga muborak bo'lsin deyman. I wish the people in my home country, Uyghuristan, will be free, and they deserve better. They deserve freedom. Spero che il popolo uiguro possa essere libero un giorno nella propria madrepatria, perché meritano di più, meritano di meglio. Yana mush munosabat bilan meni qo'llagan, menga ishongan, qalbida haqiqiy vatan millat so'ygisi bo'lib, menga madad berayotgan atrofimdagi qarindoshlarimga rahmat aytaman. Ham oldi bilan mush filmni ro'yab chiqishiga yaqinda yordamda bo'lgan kuch chiqargan Daya Kahin xonimga rahmat aytaman. I express my thanks to my friends around me, support me during the time. I express my deep gratitude to the filmmaker, the lady who supported me. Desidero ringraziare tutti i miei amici che mi hanno supportato in questo momento difficile e ovviamente sono molto grata alla regista che ha raccontato la mia storia. Bu jasorat hech qanday qiyinchilikdan, har xil tahdid besimlardan qo'rqmaslik, to'g'ri yo'ldan qaytmaslikni bildirdi. Shuning uchun men bu yo'ldan qat'iy qaytmay, vatanim, xalqim uchun texmi ko'p xizmat qilishga tirishaman va mushu joy turayotgan İtaliyadagi mush xalqimizning menga destek bo'lishini, shu Uyg'urimga ega chiqishini, shu Uyg'ur xalqimning ozroq bo'lsin bir nafas og'idak erkinlikka erishishni albatta chin dilimdan umid qilman. Mushunda cho'ng o'zgarish bo'lishini orzu qilman. Hammanglarga rahmat. I feel grateful to the audience here who support me and who accept me here as a guest. I also thank the organizer and to the award, and I hope this award will make our voice be heard and our people there get some freedom, and they will have better life, they will have better treatment. Sono molto grato a tutti voi come pubblico per avermi ricevuta come ospite e desidero ringraziare gli organizzatori per aver dato voce alla nostra storia. Quello che spero è che la voce del popolo uiguru in futuro possa essere sentita e che il nostro popolo possa godere di maggiore libertà e possa vivere meglio nel proprio paese. Thank you very much. Volevo chiedere ancora una cosa a Kalbinur. In questo momento qual è la situazione? Poche settimane fa il governo cinese, con una norma fortemente voluta da Xi Jinping, è intervenuto per cambiare il percorso formativo che riguarda tutte le minoranze etniche della Cina, quindi anche la minoranza uiguro, introducendo l'obbligo per i bambini di iniziare il loro percorso nelle scuole primarie obbligatoriamente in mandarino, quindi dover rinunciare anche alla lingua. In questo senso ci siamo anche impegnati perché Kalbinur potesse appunto portarci la sua voce. In generale, quindi, come vedi il futuro, qual è la situazione attuale anche dopo aver girato il film? One more question. So what's the situation like now in your country? A few weeks ago, the Chinese government passed a law whereby in the area now, well, let's say all over China,
the children have to start primary school in Mandarin. So all ethnic minorities can no longer attend school in their own language. So, since this is the situation, how do you see the future for your country? And can you tell us something about the current situation? Yakındaqda hükümeti millete sağlıkını ilgiri sürüş kanununu yolu koyup barlık mekteplerde yesiden tatip şu ana tilini çekledi. Siz bunun kadar kararsız bu birisi. İkincisi hazırki vaziyet kandak kalıttı bu vakti bilen deprelesi değil. Oldu bilen vatanimizde 2004 yıldan başlap qo'sh til maharipi yo'li qo'yilgandan tortiblam ona til cheklangan. 2016 yilga kelganda 100% qattiq cheklandi. Buni oz deb Xitoy sorry. Since 2022, Uyghur language restricted and Uyghur language banned in higher education and like college education and technology education. And since 2016, September, Uyghur language banned in entire education system. So it's not started because of this law. In realtà non è una cosa nuova, nel senso che nel 2022 la lingua uigura è stata bandita, era già stata bandita ad alcuni livelli scolastici e anche nell'istruzione professionale, e già nel 2016 il governo cinese aveva bandito la lingua uigura nella scuola superiore. Hozir shu chiqayotgan nurg'unlagan videolardan shuni ko'ramiz, shuni his qilamizki, bizning avlodlarimiz, shu Uyg'ur farzandlarimiz butunlay ona tilidan cheklanib, Xitoy tiliga yurish qilib ketgan. Bu intayin qo'rqinchli bir vahimalik ahvol deb o'ylayman, o'zim bir o'qituvchi bo'lib sifatim bilan. Recently, a document leaked that Chinese government banned 128 songs. So What like, did you say? Sorry, say that again. 128 songs banned in China. So not only language banned, banned to other cultural also. Could you please repeat, because it was not really clear? Okay. Sorry. He's talking about the current situation. Yes. Recently, like at the end of last year, December, 128 songs enlisted, Uyghur songs, and banned in China. So it means that like a cultural ban, like a cultural destruction, is still going on. But I didn't understand about the 128 watts. Sorry, but we have some connection problems here. Okay. She's telling about like recent situation. Yes. She said that according to the leaked document, in December last year, Yes. 128 Uyghur songs banned. Songs. Yeah, Songs. Songs. music, songs. Music, songs. Sorry, my fault. Sorry. Sì, scusate, colpa mia. Recentemente, a dicembre dello scorso anno, sono state vietate 128 canzoni in lingua uigura. Hozirgi vatanimiz shu Uyg'uriston, Sharqiy Turkistonning ahvoli, men ashada turib kamp lagerlarda ko'rgan, shu ahvoldan hech qanday cho'ng o'zgarish bo'lgani yo'q. Ammo Xitoy hokimiyati buni yolg'on maydonlarni, yolg'on videolarni yasab, nurg'unlagan musulmon davlatlarni vatanimizga kirib, ko'rsatib, bu butun o'zining sharmanchiligini, yolg'onchiligini butun dunyoga yepish uchun buni taqtatdi. Ammo xalqimiz tehi kamp lagerdan qutulgani yo'q. Zo'rliq, zo'mbulliq, shu zulmdan, qirg'inchilikdan tehi tugigini yo'q. Bu haqiqat. Now it's already language ban experienced more than 10 years now.
So like Uyghur language shrinked, and Uyghur language usage is already like shrink, and this law already legalized what already happened. Okay. It was exist, but it was not legalized yet. But this time it was legalized. It was now if you speak Uyghur, use Uyghur, promote Uyghur, it's already become your crime. Ok, thank you. In realtà appunto era già successo che fosse stata bandita la lingua uigura per più di 10 anni sotto diverse forme, ma questo divieto non era mai stato legalizzato. Adesso con questa nuova legge del governo cinese tutto è stato legalizzato e quindi ovviamente la lingua uigura viene utilizzata sempre di meno anche a livello ufficiale. E adesso se si parla uiguru e se si usa l'uiguru viene considerato un crimine. Allora, grazie a tutti, è stato anche un bellissimo esperimento. Grazie davvero ad Aya Kain, grazie a Kalbidor Siddiq. Grazie ancora una volta all'Ordine dei Giornalisti, all'Associazione Il Capitello, grazie a tutti voi, grazie a, fatemi leggere bene il nome, Abdulali Ayib, e grazie a Laura Mighetti che non so quante cose ha detto nel mondo, ma forse come questa non ti era mai capitata. La metterò nel curriculum. Grazie a tutti, buona serata.